Bene, buonasera, benvenuti. È un piacere avervi qua, nonostante il brutto tempo che imperversa in Caria, in tutto Friuli del resto, no? Allora, siamo qui a fare una chiacchierata, la farà la dottoressa Carla Barnaba poi, sul tema dei monitoraggi, della prevenzione, di cosa voglia dire capire come funziona l'attività sismica in un territorio. Queste sono delle iniziative che si inseriscono nel progetto GeoRisk che la comunità di montagna gestisce come Geoparco delle Alpi Carniche ed è un progetto transfrontaliero realizzato assieme ai colleghi austriaci del Geoparco di Dellach. Ed è un progetto che si innesta nelle numerosissime cerimonie che ricordano il terremoto del 76. Io su questo poi parlavo proprio prima con la collega. Un po' mi è dispiaciuto che per molti e soprattutto per molti media questo sia stato quasi una serie di festeggiamenti, no? Quando ricordiamo il terremoto 76 dovremmo ricordare 1000 persone che sono morte, l'impegno di una nazione intera per il recupero del nostro territorio, dire che abbiamo creato un modello è vero, ma è anche vero che il modello Friuli ha funzionato perché una quantità incredibile di stati ha aiutato l'Italia nella gestione di questa situazione. Chi ha la mia età si ricorda che il resto degli italiani ha pagato un una tantum per aiutare Friuli a risollevarsi, cioè ci sono state delle cose che hanno fatto sì che questa ricostruzione funzionasse. Ma ci sono anche state delle cose che questo terremoto ci ha insegnato. Ci ha insegnato a gestire l'emergenza, nasce in tutta Italia poi dal nostro terremoto purtroppo la protezione civile. Quando guardiamo le immagini degli interventi dei giorni successivi, il 6 maggio del 76, e vediamo queste persone che praticamente a mani nude vanno a scavare in mezzo alle macerie, pensiamo che adesso non sarebbe neanche possibile fare una cosa del genere perché dovessi avere il caschetto, fatto il corso, avere le norme di sicurezza, rispettare ABC, cioè il mondo è cambiato, sarebbe tutto molto più complicato adesso, ma probabilmente anche molto più efficace perché la struttura della protezione civile è stata realizzata proprio per interventi rapidi. No? Quindi per non trovarsi nella situazione di un territorio che non riusciva neanche a comunicare, non c'erano cellulari, i telefoni erano saltati, quindi la situazione era veramente tragica all'inizio. Dopo è stato un momento in cui l'azione di recupero, usiamo pure la parola che è tanto di moda, la resilienza del nostro territorio, è stata facilitata da una serie di interventi di programmazioni che hanno superato un primo momento estremamente complicato perché non possiamo negare che i primi interventi fatti con il mitico motto friulano Vasin di Bessoi non hanno funzionato, no? Si sono dimostrati inutili in occasione delle scosse del 15 settembre che hanno praticamente reso vano la prima fase di intervento, ma che era un intervento che era stato fatto senza una reale pianificazione, senza delle norme ben precise e così via. Il 15 settembre è stato da questo punto di vista fondamentale perché ha insegnato ai cittadini, ma soprattutto ai decisori, che l'azione va fatta ragionando, pianificando le cose, creando nuove regole e utilizzando queste regole per migliorare quello che viene fatto. Nel contempo, l'istituto dove lavora la dottoressa Barnaba aveva rafforzato in maniera sostanziale l'attività di sorveglianza sismica del territorio, perché ve lo racconterà la collega, ma insomma all'inizio c'era un unico sismografo in Grotta Gigante e quello era l'unico riferimento. E quindi anche dal punto di vista scientifico il terremoto del 76 è stato una pietra miliare che ha portato questa regione, questo territorio a essere un punto di riferimento per quanto riguarda lo studio della sismologia ed è un elemento fondamentale perché solo una corretta conoscenza scientifica, la capacità di fornire dei dati e di trasportarli ai decisori può funzionare.
Se la scienza non riesce a parlare con i decisori politici, non riusciamo a ottenere dei risultati concreti. Solo a quel punto il decisore politico potrà informare la popolazione, il singolo cittadino che potrà sentirsi coinvolto nell'azione. Quindi questo triangolo fra la scienza, la politica e il singolo cittadino deve funzionare. E qui in molte cose sta funzionando, per fortuna, ma anche perché anche gli specialisti hanno imparato che dialogare vuol dire dare informazioni semplici, precise, facilmente comprensibili e utilizzabili dal punto di vista del decisore politico. Dopo il decisore deve imparare a utilizzare le informazioni della scienza, anche quando queste possono non essere così facili da accettare. Io ho finito la mia chiacchierata iniziale e chiederei all'assessore di riferimento della comunità di porgere il suo saluto. Benvenute e benvenuti. La serata di oggi si inserisce nel programma di iniziative del Geoparco della Carnia per il 2026. E per qualche giorno ancora è possibile visitare la mostra che è stata inaugurata il 27 di febbraio presso Palazzo Frisacco, che racconta gli eventi catastrofici che hanno riguardato il nostro territorio, ma che richiama anche l'attenzione su quanto siano importanti le azioni di monitoraggio e l'adozione di comportamenti corretti in caso di catastrofi. Le scosse di terremoto che sono già state richiamate, quelle di maggio, di settembre del 76, hanno sconvolto la vita delle persone, hanno modificato radicalmente l'aspetto dei nostri paesi. I ricordi di noi che quei momenti li abbiamo vissuti sono ricordi legati ad un prima e ad un dopo che ha rafforzato in noi la consapevolezza di una storia che si era persa, di una cultura che si era persa, e un prima che che è un ricordo nostalgico appunto di quanto il terremoto aveva distrutto, oltre ad aver scombussolato le nostre vite. È importante, come questa mostra ha dimostrato, che di questo si parli alle nuove generazioni. L'adesione di tante scolaresche, di tanti gruppi alle iniziative e alle proposte collaterali legate a questa mostra dimostrano effettivamente l'importanza di coinvolgere i giovani verso queste tematiche. Ringrazio i relatori, ringrazio il dottor Muscio, il referente scientifico del Geoparco, ringrazio la dottoressa Barnaba che questa sera ci parlerà appunto di che cosa dal 76 è cambiato rispetto alle azioni di monitoraggio. Ringrazio le operatrici dell'Ufficio Cultura e della Comunità di Montagna per il loro lavoro, per la loro dedizione nell'affrontare, nell'elaborare sempre tematiche di interesse territoriale. Vi ricordo che se volete rimanere aggiornati su quelle che sono le iniziative del Geoparco, di consultare le pagine Facebook e Instagram, oltre che il sito dell'ente. E ricordo tutti che che la serata viene registrata e sarà prossimamente anche disponibile sul canale YouTube dell'ente. Grazie e buon ascolto a voi tutti. Grazie all'assessore delegato. Dunque, passiamo la parola a Carla Barnaba, che è geologa e lavora all'osservatorio, anzi, quello che una volta era semplicemente l'osservatorio geofisico sperimentale, adesso siamo in una struttura molto più complessa e inserita nell'ambito delle strutture nazionali. Grazie. Grazie a voi e buonasera. Certo, è stato importante arrivare qui stasera perché noi come OGS, che appunto nel 76 eravamo Osservatorio Geofisico Sperimentale, in questi 50 anni ci siamo trasformati in un Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale.
Stasera vi parlerò del monitoraggio sismico, di come è evoluto dal 76 ad oggi. Sono passati 50 anni, 2 generazioni, quindi qualcosa è cambiato e cosa abbiamo imparato. Io cercherò di essere breve, così magari, alla fine dell'intervento ci sarà la possibilità di far domande, visto che non siamo tanto numerosi. Qualcuno ha qualche curiosità, assolutamente è l'occasione per togliersela. Come vi dicevo, il dipartimento dove lavoro, il Centro di Ricerche Sismologiche, è deputato proprio al monitoraggio sismico. Monitoraggio sismico che è iniziato proprio all'indomani del terremoto del 76. Nel corso degli anni, oltre al monitoraggio sismico, è stato avviato anche un monitoraggio geodetico con l'intenzione, con l'idea di poter misurare gli spostamenti della crosta terrestre e cercare di capire se nell'area friulana è possibile scoprire e trovare dei precursori sismici che possano in qualche modo darci delle informazioni su quali possano essere i prossimi eventi che noi ci aspettiamo possano accadere nella nostra regione. Cosa facciamo di preciso all'OGS e in particolare al CRS, al centro sismologico? Facciamo ovviamente la sorveglianza sismica H24 perché noi non sappiamo quando avverrà il terremoto e dove avverrà, quindi prestiamo un servizio alla protezione civile. Quando voi andate sulla nostra pagina web, sui social o sul giornale e trovate le indicazioni della localizzazione dell'evento sismico, sappiate che la localizzazione che viene fornita perché esiste un sistema di stazioni, un sistema a rete che noi gestiamo e che queste informazioni vengono passate in tempo reale alla protezione civile. Se anche sui media trovate le informazioni dell'Osservatorio di Geofisica Nazionale di Vulcanologia, l'INGV, sappiate che comunque quei dati provengono dalle stazioni dell'OGS, perché in regione l'INGV ha pochissime stazioni e quindi per evitare doppioni e sovrapposizioni in un sistema coordinato i nostri dati vengono forniti anche all'Osservatorio italiano. Quindi di fatto facciamo questo. Dopodiché gestiamo quindi questa rete. Dopodiché questi dati vengono elaborati e analizzati perché ovviamente da cittadini la prima cosa che ci chiediamo quando avviene un terremoto, anche se noi siamo diciamo così dall'altra parte della barricata, la domanda che noi ci poniamo è sempre la stessa: cosa succederà? Cosa possiamo attenderci dopo questo evento? Ed è la domanda che voi cittadini ci fate, perché altrimenti giustamente voi dite cosa state a fare là tutto il giorno se i terremoti non si possono prevedere. Quindi per poter dare delle risposte alle domande dei cittadini bisogna per forza studiare i dati che abbiamo acquisito in questi 50 anni. Dopodiché quindi accanto a questa attività c'è tutta un'attività che viene chiamata attività di terza missione, ovverosia di trasferimento della conoscenza. Noi puntiamo tantissimo al centro sismologico nel coinvolgere i ragazzi giovani, le scuole, le scolaresche. Anche in occasione di questa collaborazione col Geoparco abbiamo accolto nelle nostre sedi, nei nostri laboratori, delle scolaresche che sono venute apposta in visita. E lo facciamo sempre, non solo quest'anno che è il 50°, ma lo facciamo ogni anno durante l'attività scolastica delle scuole e anche durante l'estate coi centri estivi, perché noi crediamo fermamente che la conoscenza debba essere condivisa e facciamo anche tante serate, anche se in queste serate, ahimè, la partecipazione è soltanto della cittadinanza più matura e i ragazzi i giovani sono veramente pochi. Però noi non desistiamo, ma guai mollare. Da dove siamo partiti? Quest'anno appunto è il 50° del terremoto del 76. La sera del 6 maggio esisteva un'unica stazione di misura, l'abbiamo già ricordata prima, il dottor Muscio ha parlato della stazione sismica ospitata sul fondo della Grotta Gigante a Trieste. Questa stazione, vedremo adesso la sua importanza, di fatto non è stata in grado però di registrare lo scuotimento del terremoto che aveva provocato anche a Trieste. Trieste rispetto all'area epicentrale è distante circa 80 chilometri. Nonostante questa distanza, la scossa grande, quindi la scossa di magnitudo 6,5, ha saturato lo strumento posizionato sul fondo della grotta gigante. Quindi in questa diapositiva vedete la registrazione sulla vostra sinistra, la prima è la registrazione del 6 maggio. Chi ha qualche anno in più si ricorda benissimo che la scossa delle 9 è stata preceduta da un'altra scossa di magnitudo 4,5, che è quella che noi vediamo in alto. Qua dovreste vedere il mouse, sì. No, non lo vedete, questa parte no, non si vede sul monitor.
la scossa che ha preceduto e che è la scossa che è stata utilizzata per la localizzazione dell'evento del 21. Cosa è successo? È successo che durante questa sequenza, quindi anche i giorni successivi, il 9 maggio in particolare, poi per quanto riguarda le scosse dell'11 e del 15 settembre, questa stazione di nuovo non è riuscita a registrare questo evento, sempre per il motivo che anche a Trieste lo scottimento è stato molto forte, quindi di fatto questa stazione era inutilizzabile. Bisogna ricordare però che nel 76 gli osservatori geofisici, l'OGS a Trieste, l'osservatorio Bina per esempio a Perugia, avevano in dotazione, o le varie università, come l'Università di Padova per esempio, aveva in dotazione un unico strumento, non esisteva il concetto di rete sismica che abbiamo oggi nel 2026. Quindi ogni singolo istituto aveva una sola stazione e le localizzazioni avvenivano fatte con un unico strumento e ovviamente i terremoti che potevano essere localizzati erano solo i terremoti di una certa magnitudo, di una certa grandezza e quindi le informazioni sismologiche del tempo erano molto molto limitate. Sulla base dell'esperienza di questo non funzionamento della stazione di Trieste, nel corso dell'estate del 76 sono state installate nuove stazioni che poi hanno dato vita alla rete sismometrica come la conosciamo noi oggi. Qual era la situazione delle stazioni sismiche della rete presenti in regione? C'era soltanto la stazione di Trieste, che abbiamo appena detto, e poi c'erano qualche strumento installato dall'Enel, che al tempo era l'unica società elettrica, perché era la società nazionale, che era ospitato o all'interno delle cabine di trasformazione, oppure, come è successo per esempio qui in Carnia, presso la diga di Verzegnis, vicino ai bacini idrografici. Dopo la disgrazia del Vajont del 63, tutte le dighe più alte di 10 metri in Italia erano costrette ad avere un monitoraggio sismico e quindi l'Enel, che era appunto la società elettrica, gestiva queste stazioni e quindi aveva installato anche alla diga di Lambiesta, la stazione indicata qui in mappa come TLM1, un accelerometro che era di fatto l'accelerometro più vicino al terremoto del 76. Poiché questo strumento in realtà è uno strumento accelerometrico, cosa vuol dire? Vuol dire che è uno strumento molto più, come si può dire, uno strumento molto più abituato, diciamo così, fatto meno sensibile, ecco, diciamo così, meno sensibile alle vibrazioni piccole e fatto apposta per registrare gli grandi scuotimenti. Questo sì, aveva registrato il terremoto del 76 delle ore 21 senza andare in saturazione. E così hanno fatto anche gli altri strumenti. Però, appunto, nel 76 non esisteva il concetto di rete e quindi questi strumenti hanno registrato in locale e soltanto molti giorni dopo i dati sono stati raccolti e analizzati. E quindi la sera del 6 maggio, io ho parlato col collega Dario Sleico che al tempo lavorava proprio all'osservatorio ed era, diciamo così, lui e un'altra persona, un altro tecnico, erano i 2 sismologi dell'OGS, perché l'OGS negli anni 70 si occupava fondamentalmente di ricerca mineraria, lavorava per l'Agip e quindi la parte sismologica era un po', marginale al tempo. E quindi cos'è successo? Lui era in città e mi ha detto: "Ero a passeggio perché erano le 9 di sera di una giornata calda in un parco, mi sono accorto che improvvisamente le foglie, si sono messe a muoversi contemporaneamente, non ho realizzato che poteva essere un terremoto. Quando sono arrivata a casa ho trovato mia moglie e mia figlia in strada che mi han detto: "Guarda, c'è stato il terremoto". Allora lui appunto, essendo un sismologo, ha preso la macchina e è salito a Borgogrotta, dove c'era a quel tempo e c'è tuttora la sede dell'OGS. E appena arrivato sul piazzale dell'OGS ha trovato ad attenderlo i carabinieri e i pompieri e gli chiedevano informazioni. Quindi lui è arrivato su 20 minuti, mezz'ora dopo l'epicentro, quindi erano già le 9:30, e lì c'erano i carabinieri che lo aspettavano per sapere dove era avvenuto il terremoto. E per fortuna l'altro suo collega, il tecnico, era già arrivato a Borgogrotta e aveva sviluppato la registrazione del terremoto, perché mentre noi abbiamo in testa i sismometri datati sui rotoli di carta, li avete visti sicuramente in televisione, in realtà la stazione di Trieste era una stazione al tempo all'avanguardia e registrava anziché su carta, su pellicola fotografica. Quindi il collega aveva sviluppato già la pellicola fotografica e si era accorto che la registrazione era saturata.
Allora, mentre aspettava che i reagenti facessero il loro compito, aveva telefonato a Lubiana ed era riuscito ad aprire un collegamento telefonico con Lubiana perché le linee telefoniche erano intasate e quindi non si riusciva più a telefonare. E Lubiana gli ha detto: guarda, il terremoto è parecchio grande, è sicuramente un 6,5, solo che io non riesco a capire esattamente dove sta questo terremoto, però sicuramente è nella zona vostra, non è nella zona nostra. Come si faceva al tempo a localizzare, il terremoto? Gli strumenti utilizzati erano strumenti triassiali. Cosa vuol dire? Vuol dire che registravano lo spostamento del suolo nelle 3 direzioni dello spazio. Noi sappiamo che lo spazio ha 3 dimensioni, un'altezza, una larghezza, una profondità e quindi, sulle registrazioni, appunto ci sono questi sismogrammi, come li vedete nel grafico azzurro qui, ci sono queste ondine e quindi in base all'altezza di queste ondine si calcola una direzione e una distanza. E quindi Dario, utilizzando la registrazione che aveva preceduto la scossa principale, ha calcolato una distanza da Trieste di circa 80 chilometri ed era riuscito anche, sulle indicazioni che gli aveva dato Lubiana, perché lui aveva l'incertezza, non sapeva se questo terremoto poteva essere in Friuli o poteva essere anche nella zona di Fiume, di Rijeka, verso la Croazia, perché nel 72 e nel 74 c'erano stati terremoti importanti anche nella zona di Zagabria. Lui sapeva che in Friuli i terremoti avvenivano in Carnia, perché negli anni 60 e 70 c'erano stati diversi episodi di terremoti in Carnia e quindi lui pensava che anche questo terremoto avesse origine in Carnia. Ma non riusciva, coi suoi 80 chilometri di distanza che lui aveva calcolato, a buttare il terremoto letteralmente in Carnia, perché era troppo lontana la Carnia da Trieste. E quindi cosa ha fatto? La direzione più o meno ce l'aveva, ha trovato l'elemento geografico di maggior rilievo che stava fra gli 80 chilometri che lui aveva in mano, che gli cascavano più o meno tra Gemona, Artegna, Tarcento e Tricesimo, non sapeva. Siccome questi erano 3 centri importanti e sapendo che il terremoto era stato un terremoto forte, aveva paura di indicare una cittadina piuttosto che un'altra come sede, quindi siccome aveva i carabinieri a cui doveva rispondere, ha detto: "Se dico Tarcento e invece Gemona, o se è Gemona anziché Tarcento è Tricesimo, non è che faccio una bella figura". Quindi cosa dice? L'elemento più grande fra gli 80 chilometri e la Carnia era il Monte San Simeone e quindi piazza l'epicentro sul Monte San Simeone. Era abbastanza grande per poter, diciamo così, assorbire tutto lo sbaglio che lui aveva fatto nella localizzazione. E quindi il terremoto del 76 ha come epicentro il Monte San Simeone per la prima localizzazione del terremoto del 6 maggio. E questa, diciamo così, chi ha qualche anno in più se lo ricorda, tutti ricordano che l'epicentro è indicato generalmente come il Monte San Simeone. Cosa succede? Succede che durante l'estate sia l'OGS, ma anche gli istituti di ricerca europei, i francesi soprattutto e i belgi, mandano in Friuli delle stazioni sismometriche che vengono installate nei centri maggiormente colpiti dai terremoti, quindi vengono installate queste stazioni a Buia, a Tarcento, a Gemona, a Venzone e durante l'estate ci si rende conto che il grosso dei terremoti non è concentrato nella zona del Monte San Simeone dove a ragion di logica avrebbero dovuto cascare le repliche se l'epicentro fosse stato là, ma cadevano quasi tutte in Alta Val Torre. Quindi Darius Leico inizia a avere il sospetto che forse quella localizzazione era sbagliata. Gli è rimasto talmente questo tarlo che poi negli anni successivi lui ha rilocalizzato l'evento del 6 maggio utilizzando le stazioni presenti a Lubiana e in Germania ed è praticamente riuscito a calcolarsi la distanza corretta e a collocare l'epicentro nella zona dell'Alta Val Torre, in prossimità dell'abitato di Pradielis, che come è riportato qui in mappa dista circa 76 chilometri da Borgogrotta Gigante. Quindi vedete quanto poca è sia la differenza fra il Monte San Simeone e la localizzazione precisa del terremoto del 76 e quindi in quelle condizioni possiamo proprio dire che l'operazione è stata fatta più che bene. Il fatto che l'epicentro sia in Alta Val Torre, non su San Simeone, è anche rispecchiato da quella che viene chiamata la mappa delle isosisme, cioè la mappa che raccoglie e che racchiude le zone che presentano lo stesso livello di danno. Ovviamente nella zona di Gemona è la zona maggiormente colpita, però a me, da gemonese secca tantissimo che, quando si parla del terremoto del Friuli si parla sempre di Gemona e di Venzone e ci si dimentica che ci sono state cittadine come Osoppo, Maiano, Buia che hanno avuto una
un numero di vittime molto molto elevato. Se pensiamo per esempio ad Osoppo, Osoppo è proprio in relazione al numero degli edifici, al numero di vittime registrato, il paese più distrutto da questo terremoto. Tant'è vero che il terremoto del 66 ha epicentro macrosismico, quindi la zona maggiormente distrutta proprio nella cittadina di Osoppo. Questo danno proprio lo vedete, ha questa forma irregolare ed è concentrato proprio all'interno dell'anfiteatro morenico del Tagliamento. Questo proprio perché l'epicentro, essendo nell'Alta Val Torre, proprio ha mandato il grosso dell'energia verso sud-ovest, e quindi questa energia sismica si è concentrata all'interno di questo catino che è l'anfiteatro morenico del Tagliamento e ha come effetto prolungato lo scuotimento del suolo e l'ampiezza di questo scuotimento, quindi generando tantissimo danno proprio in queste cittadine che abbiamo nominato. Paradossalmente la cittadina di Tarcento, che è molto più vicina in linea d'aria all'epicentro, ha subito danni decisamente minori rispetto appunto a Osoppo o Maiano. Perché nel 76 era presente un'unica stazione a Trieste? Perché alla fine dell'Ottocento, nel 1895, c'era stato un grande terremoto importante, magnitudo 6 o forse addirittura di più, nella zona di Lubiana, e a fine Ottocento sia Lubiana che Trieste facevano parte dell'impero austro-ungarico, e quindi l'impero austro-ungarico dota sia Lubiana che Trieste di questo strumento che è ospitato nei corridoi della nostra sede a Trieste, a Borgo Grotta, che è uno strumento per la misurazione dei terremoti. Dopo la prima guerra mondiale Trieste passa all'Italia, e soprattutto dopo la seconda, Trieste dal 1954 ritorna all'Italia, entra a far parte appunto tornando all'Italia, essendo anche proprio sul confine orientale, che era un confine conteso, viene dotata di una strumentazione importante donata dagli Stati Uniti d'America, che gli Stati Uniti avevano dotato tutti i propri alleati sparsi per il mondo di una strumentazione standardizzata che sulla carta doveva servire per lo studio dei terremoti, però nella realtà dei fatti era uno strumento che registrava la possibilità di brillamenti di ordigni nucleari che potevano essere fatti scoppiare in Europa dai sovietici. I sovietici contemporaneamente avevano lo stesso una rete di sensori sparsi in Europa, ma anche a Cuba. E quindi da una parte gli americani, da un'altra parte i sovietici, quindi il monitoraggio sismico negli anni 60 cosa porta? Porta a un grandissimo numero di osservazioni, e si nota subito che negli anni 60 c'è un aumento, tra virgolette, della sismicità di magnitudo contenuta, dovuta proprio al fatto che esiste una maggiore disponibilità di dati, e quindi dei terremoti che prima venivano persi, perché solamente un terremoto che avveniva in prossimità di un centro abitato veniva segnalato come appunto accaduto. Negli anni 70 invece il numero di terremoti minori aumenta in maniera esponenziale, proprio perché c'è la disponibilità di registrazioni. Quindi queste informazioni, che erano questi strumenti che erano stati messi per scopi bellici, in realtà poi permettono ai sismologi di capire meglio come è fatto il globo terrestre e apportare maggiore conoscenza al fenomeno sismico. Cosa c'entriamo noi con tutto questo? Noi c'entriamo appunto che insieme alla stazione di Trieste e al primo nucleo di stazioni sismometriche installate in regione nel 77, il 6 maggio 1977 proprio inizia il funzionamento della rete sismometrica del Friuli. Dopodiché, piano piano, anno per anno, la rete si espande a tutta la regione e diventa la rete di monitoraggio che è questa. Qui la mappa in realtà è un po' caotica, però al momento abbiamo in casa più di 40, abbiamo 44 stazioni che vanno dal Friuli fino al lago di Garda e giù fino alla zona di Ferrara. Accanto alle stazioni sismometriche, come vi dicevo prima, abbiamo anche una rete geodetica che misura le deformazioni e gli spostamenti della crosta terrestre. Tutti questi dati confluiscono nella nostra sede di Udine. La nostra sede è posta in via Treviso 55, che è una laterale di via Palmanova, e in tempo reale esiste un monitoraggio sismico. Le stazioni però sono collocate in montagna, qui vedete degli esempi,
e possibilmente in luoghi remoti, non accessibili o difficilmente accessibili dagli umani, perché l'attività antropica disturba pesantemente la registrazione, quindi andiamo a cercare dei siti particolarmente silenziosi come possono essere le vecchie miniere abbandonate, chiuse. Per esempio qui in Carni abbiamo uno strumento all'interno della miniera di Cludinico, in Canal del Ferro abbiamo la stazione presso la miniera di Laib a Cava del Predil, all'interno di vecchi bunker, per esempio la stazione di Acomizza, e proprio la stazione di Acomizza, che è all'interno del bunker del Vallo del Littorio costruita fra le due guerre mondiali, e anche questa è una stazione posta proprio quasi sul confine di Stato, fa parte ancora di quella rete mondiale per la gestione e il monitoraggio per la non proliferazione degli esperimenti nucleari. Quindi tuttora la nostra rete fa parte di questa rete mondiale. Adesso non esiste più la differenza fra americani e sovietici, esiste una grande rete in cui sia le stazioni americane, sia cinesi, sia russe a questo punto confluiscono in un'unica rete gestita da un organismo super partes che proprio ha il compito di monitorare, di vegliare perché gli esperimenti nucleari siano monitorati esattamente. Ovviamente la stazione ha un sensore che è tipo gli strumenti che vedete qui installati. La nostra rete è composta sia da strumentazione atta a registrare terremoti deboli locali, sia per registrare terremoti lontani che avvengono nell'altra parte del mondo, sia soprattutto anche terremoti molto forti. Quindi nel caso dovesse succedere un terremoto tipo quello del 76, la nostra rete non andrà in saturazione perché è dotata di strumenti accelerometrici, e questi strumenti accelerometrici sono settati in maniera tale per cui non c'è il problema della saturazione. Quindi di fatto il problema che è intercorso nel 76, questo giro non dovrebbe accadere più. A fianco ai sensori quindi c'è tutta anche una rete di trasmissione, perché le stazioni abbiamo visto sono poste in montagna e quindi esiste tutto un apparato di comunicazione di antenne, di parabole, di punti radio che trasmettono il dato dalla stazione remota in montagna alla sede del CRS a Udine. Ovviamente per funzionare tutta questa strumentazione ha bisogno di pannelli solari. Quando viene la neve durante l'inverno, quest'anno ce n'è stata poca, però quando viene l'inverno bisogna andare a pulire i pannelli perché le stazioni ovviamente hanno bisogno di energia per funzionare e bisogna fare la manutenzione. In particolare i due pannelli centrali fanno parte proprio della stazione della Comizza di cui vi parlavo prima. E questa stazione centrale è la stazione di Fusea che avete qui sopra tutto il mezzo. Cos'è un terremoto? Terremoto è la liberazione, lo sprigionamento repentino della deformazione accumulata all'interno delle rocce. Le rocce si muovono, la Terra non è un pianeta fermo, ma è un pianeta dinamico. Esistono all'interno della crosta terrestre, della parte più profonda della Terra, delle forze tali che muovono la crosta superficiale. Queste deformazioni si accumulano nelle rocce e quando le rocce non resistono più a questa deformazione si rompono, liberando l'energia sismica sotto forma di onde sismiche. Solamente una piccolissima parte di questa energia, si è stimato circa il 5-7%, viene liberata come onda sismica, il resto è tutta energia che viene utilizzata per distruggere e modificare le rocce. Nel 76 si parlava spesso di terremoto ondulatorio e di terremoto sussultorio. Nel momento in cui avviene un terremoto, in realtà questo tipo di onde, che sono le onde P e onde S, si generano contemporaneamente da quello che viene chiamato l'ipocentro, quindi dal fuoco centrale dove ci sono le prime rotture. Queste onde sismiche partono, poiché queste onde sismiche sono onde che hanno due nature diverse e hanno anche velocità di trasmissione diversa, arrivano a noi umani in tempi diversi. Le onde P si chiamano P perché sono onde prime, arrivano per prima perché sono più veloci e sono quelle che ci danno la sensazione del sussulto sulla sedia. E sono quelle appunto che ci danno l'idea del sussulto, quindi si parla di sussultorio quando percepiamo maggiormente le onde sismiche questa sensazione di essere sollevati da terra. Le onde S invece sono onde di taglio e quindi sono quelle che ci spostano nel piano e quelle che ci danno la sensazione dell'ondulatorio. Se noi siamo tanto vicini all'epicentro, onde P e onde S arrivano contemporaneamente, mentre se siamo lontani, tante volte perdiamo la percezione delle onde P, cosa che invece i nostri amici a quattro zampe non perdono, perché appunto avendo quattro zampe e vivendo per terra si accorgono molto bene, e invece abbiamo solo la percezione delle S. Se vi è capitato di percepire un terremoto quando siete a letto la sera,
che non c'è rumore, non c'è silenzio, vi accorgete molto bene di questa differenza di queste due onde. La combinazione delle onde P e delle onde S dà luogo alle onde di superficie di cui noi stiamo a parlare. L'importanza di queste onde, perché ve l'ho detta? Perché è la chiave di volta per la localizzazione dei terremoti. È come quando noi guardiamo il temporale, vediamo il lampo e percepiamo il tuono. Più lontani sono da noi i temporali, più vediamo il lampo e poi percepiamo l'arrivo del tuono. Se invece siamo dentro al temporale, abbiamo il lampo e il tuono che arrivano quasi contemporaneamente, al netto del fatto che il lampo viaggia alla velocità della luce e il tuono viaggia alla velocità del suono, quindi a una velocità molto più bassa. Cosa vuol dire questo? Che più vicino io sono all'epicentro, più le fasi P ed S arrivano insieme, più lontana sono, più queste due fasi arrivano in maniera sgranata, e questa mi permette di poter localizzare un terremoto. Di fatto una stazione, abbiamo detto, essere un sensore che registra quindi lo spostamento, lo scuotimento del terreno, e fondamentalmente un orologio. Perché oggi nel 2026 utilizziamo una rete di sensori e non una stazione singola come nel 76? Perché nel 76 avere un tempo preciso, un'indicazione precisa temporale, era molto molto difficile. Quindi le stazioni avevano un tempo che era molto non era sensibile, non aveva la sensibilità. Noi parliamo di precisione al millisecondo oggigiorno. Se una stazione ha un errore superiore al millisecondo, non la possiamo utilizzare per la localizzazione, quindi la scartiamo. E quindi, utilizzando la registrazione, di fatto noi cosa facciamo? Andiamo a leggere l'arrivo delle fasi P ed S alle varie stazioni. Attraverso la matematica abbiamo una regola molto molto semplice: se noi riusciamo a capire, se siamo fermi a letto, la differenza fra l'arrivo dell'onda P e l'arrivo dell'onda S, e contiamo i secondi fra una fase e l'altra, il tempo in secondi, 3 secondi che percepiamo di ritardo, e moltiplichiamo questo tempo per 8, capiamo quanto distante da noi è il terremoto che stiamo analizzando. Noi in realtà abbiamo una formula in più raffinata, però di fatto il concetto è questo. Quindi abbiamo una costante che è legata alla velocità di propagazione delle onde P ed S nella crosta friulana, e dei tempi di arrivo fase P e fase S per ogni stazione. Idealmente con 3 stazioni siamo in grado di localizzare un terremoto. Noi non sappiamo dove il terremoto avviene, quindi abbiamo bisogno di tante stazioni, perché magari una stazione un giorno non funziona per n motivi, è stato il temporale, non ci arriva il dato, ci possono essere 1000 accidenti, e quindi più stazioni abbiamo e meglio è. Nel momento in cui avviene un terremoto, quindi cosa succede? C'è l'evento sismico, la stazione registra e trasmette il dato in continuo alla stazione di Udine. Questa è la nostra sede a Udine. Lì c'è il pennone, vedete, in fondo. Ogni gruppo di stazioni, ogni stazione trasmette su una frequenza dedicata alla sede di Udine. Un sistema automatico localizza, riesce a individuare l'arrivo delle fasi P ed S, e localizza e stima dove è avvenuto il terremoto e la sua grandezza, quindi la magnitudo, quanto grande è il terremoto. Ogni giorno noi registriamo come minimo una decina di terremoti, che sono ovviamente di magnitudo strumentale, al di sotto di 1, ogni tanto qualcuno arriva a 2. Nel momento in cui invece avviene un terremoto un più importante, tipo per esempio il terremoto di San Giuseppe del 19 marzo di quest'anno, il sistema automatico ha tutta una procedura di allertamento, quindi viene allertato il personale di reperibilità del CRS. Sempre, ogni giorno, H24, ci sono 2 persone reperibili in caso di evento sismico. Il sistema automatico quindi avvisa il personale che è avvenuta una scossa, e se il caso vuole che sia di una certa grandezza, questa informazione viene passata anche alla protezione civile. Se qualcuno di voi è un volontario di protezione civile o lo è stato, sicuramente ha visto questa registrazione che vedete qua sulla vostra sinistra, ed è il messaggio automatico che viene generato dal sistema e viene comunicato in tempo reale a tutti i volontari di protezione civile, al sindaco, alle squadre. Esiste un protocollo di intervento. Più severo il terremoto, e ci sono dei protocolli di intervento, quindi viene detta dove è venuto il terremoto, la magnitudo e tutte le informazioni che servono per gestire l'emergenza. Ovviamente ci sono dei livelli di emergenza diversi, e quindi in tempo reale, e in tempo reale intendo dopo 2-3 minuti. Se voi siete sul divano o siete a letto, vi pare di aver sentito il terremoto, il tempo che vi alzate
mettete addosso qualcosa, prendete il telefono, andate sul nostro sito, avete già la localizzazione in tempo reale praticamente dell'avvenuto dell'accadimento del terremoto, quindi siamo molto molto lontani rispetto a quello che succedeva nel 76. Sulla base delle registrazioni che abbiamo da 50 anni a questa parte, cosa osserviamo? Osserviamo che la sismicità in Friuli non si dispone a caso, ma segue delle strutture particolari. In particolare proprio in Friuli la sismicità è concentrata nella zona che va dalla Pedemontana alla parte, diciamo così, centrale del Friuli Le Alpi, restano un po' fuori le Alpi Carniche, proprio nella zona più a nord. Ovviamente i nostri strumenti, come vi ho detto prima, sono in grado sì di registrare i terremoti, ma registrano tanto anche altro. E questo altro possono essere gli scopi in cava, per esempio, come succede in Trentino nella zona dei porfidi, delle cave di porfido, o in Slovenia nelle cave di cemento della lavorazione della pietra piesentina, oppure come vedete quei puntini neri lungo l'asta del tagliamento sono il brillamento dei residuati bellici che proprio durante la fase di ricostruzione del Friuli, quando sono state fatte potenziate per esempio l'autostrada e la ferrovia, sono stati rinvenuti gli ordigni bellici e quindi questi ordigni vengono fatti brillare lungo l'asta del tagliamento e noi con la nostra rete li localizziamo. Succede lo stesso anche in mare, a Trieste, quando vengono trovati gli ordigni ancora della Prima Guerra Mondiale, quindi vengono portati in una zona specifica e vengono fatti brillare e quindi otteniamo quelle informazioni che non sono terremoti, quindi marchiamo. Però in realtà noi per esempio riusciamo a localizzare anche le grosse frane, riusciamo a localizzare i passaggi per esempio degli aerei supersonici e questi hanno un modo di, diciamo così, di sporcare i seismogrammi in maniera diversa rispetto ai terremoti e quindi riusciamo a dividere, a capire cosa è un terremoto e cosa non è. Riusciamo anche a capire se il terremoto è un terremoto friulano, è un terremoto che arriva dal Cile o arriva dal Giappone, perché ovviamente la Terra è rotonda e quindi le onde sismiche quando vengono i grandi terremoti, parliamo di terremoti come minimo devono essere magnitudo 7 in Giappone, quindi questi terremoti attraversano le onde sismiche, attraversano la Terra, la sfera e quindi emergono in Friuli, soprattutto i terremoti giapponesi, come fossero terremoti friulani. Però come si fa a riconoscere un terremoto friulano da un terremoto giapponese? I terremoti friulani, diciamo così, sono colorati, hanno tutti i colori. Cioè, se noi immaginiamo di guardare la realtà, noi ovviamente i nostri occhi vedono la luce di tutti i colori, quindi dal rosso al blu. I terremoti giapponesi invece arrivano solo vestiti di rosso, perché hanno perso, diciamo così, una particolare colorazione dovuta proprio all'attenuazione delle onde sismiche. E quindi in base al colore, diciamo così, quindi al contenuto in frequenza che questi segnali hanno, noi riusciamo a capire se i terremoti arrivano dal Giappone, arrivano dalla Grecia o se sono terremoti friulani. Tutto questo deve essere fatto ovviamente in tempo reale perché appunto non possiamo dare l'allarme per un terremoto giapponese. Se noi andiamo a confrontare la sismicità friulana strumentale, quindi abbiamo 50 anni di osservazioni, con invece la sismicità storica, ottenuta proprio in questi 50 anni dagli studi storici fatti proprio dopo il terremoto del 66, ci accorgiamo, per esempio, questo è il terremoto, quello che vedete in grande là a destra, è il risentimento del terremoto del 76. Il terremoto del 76 ovviamente ha fatto danni di distruzione in Friuli, però è stato risentito anche in mezza Europa. E se noi andiamo indietro nel passato, andiamo a vedere le informazioni di cui disponiamo dei terremoti del passato, ci accorgiamo che esistono dei terremoti molto importanti. Due di questi sicuramente sono il terremoto del 1511, che gli autori sloveni lo collocano sulle strutture slovene nei dintorni di Idria. Gli storici italiani invece, andando ad analizzare i danni che questo evento ha creato ai castelli e alle chiese friulane, lo collocano come un terremoto gemello a quello del 76. Terremoto gemello perché si tratta di più terremoti, quindi una sequenza che è durata nel tempo e che ha danneggiato pesantemente chiese e castelli friulani, che ha distrutto completamente Gemona, tant'è vero che dopo questo terremoto è stata allargata la cerchia muraria, ha danneggiato pesantemente il Duomo di Gemona e questo lo sappiamo perché a Gemona esistono i registri camerari dove sono registrate le donazioni dei benestanti gemonesi per la riparazione del Duomo a seguito di questo evento. E poi abbiamo un altro terremoto importante che è il terremoto del 1348, di cui invece si sa molto molto meno perché è un terremoto più antico, è un terremoto molto forte anche questo perché ha una distribuzione del danno molto grande,
Però appunto nel 1300, siccome tra l'altro il 1300 è anche l'anno della peste nera, l'informazione è molto ridotta e quindi confusa e non si riesce a capire se il danno è dovuto al terremoto o alla peste. Ovviamente più indietro si va col tempo, più diventa difficile capire dove è venuto questo terremoto. Maggiori informazioni invece ce l'abbiamo per i terremoti del Novecento. In particolare, io vi ho messo questo perché siamo a Tolmezzo, il terremoto del 1928 è un terremoto interessante perché è un terremoto che crea parecchio danno nell'abitato di Verzegnis, infatti si chiama, ricordato proprio come terremoto di Verzegnis, ma soprattutto perché è stato studiato da Michele Gortani. Michele Gortani che si è speso tantissimo per questo terremoto, cercando proprio con tantissima lungimiranza di includere nell'elenco dei comuni sismici, perché al tempo un comune era sismico solo dopo aver sperimentato danno sismico e non prima, di includere più comuni possibili come comuni sismici. E questo, nonostante tutto, non è stato fatto e quindi quando nel 76 avviene il terremoto, i comuni per esempio tipo Gemona del Friuli, che non erano stati mappati come comuni sismici, avevano un patrimonio edilizio non idoneo a resistere al terremoto del 76 e quindi questo ha creato parecchio danno. Dopodiché un'altra domanda che ci viene sempre fatta quindi è, quando avviene un terremoto adesso cosa succede? Da una parte le persone diciamo così normali e secondo me di buon senso, e poi ci sono anche le persone un po' più maliziose che ci chiedono: "Ma il terremoto dell'altro giorno o di stamattina, su quale faglia è avvenuto?" E qui si apre un ginepraio non da poco. Per qual motivo? Perché purtroppo, o per fortuna, il Friuli è il risultato dell'azione ha una storia lunghissima, in Friuli affiorano rocce addirittura dell'era primaria, quindi abbiamo in poco più di 100 chilometri dal confine di Stato al mare, abbiamo rappresentato quasi tutta la colonna stratigrafica presente e quindi cosa succede? Succede che il nostro territorio è stato in passato teatro di più orogenesi, quindi la formazione di più montagne in tempi diversi, con modalità diverse. E quindi queste fasi tettoniche che si sono succedute in queste ere geologiche hanno lasciato ognuna una sua firma, ovviamente, e queste strutture sono strutture che poi sono state ereditate dalle successive deformazioni che si sono avute in regione. E quindi se noi potessimo tagliare col coltello come una torta il nostro Friuli, vedremmo in profondità cose molto diverse rispetto a quelle che affiorano in superficie. Quindi cercare di capire esattamente dove il terremoto di stamattina sia avvenuto è praticamente impossibile, perché ovviamente la localizzazione di un evento, essendo un processo fisico, è legata a delle incertezze. Innanzitutto sul modello di velocità, perché noi abbiamo sì delle osservazioni, però ovviamente le velocità che noi utilizziamo per poter localizzare un evento hanno degli errori e quindi questi errori poi si riversano nella localizzazione di questi terremoti. E quindi se noi andiamo a mettere insieme quello che i geologi vedono e interpretano in profondità e quello che i sismologi vedono dai dati che osservano, tante volte vedono che la sismicità non segue per niente le strutture interpretate dai geologi e quindi è molto difficile capire su quale struttura è avvenuto il terremoto, soprattutto quando siamo nella parte centrale del Friuli, dove appunto c'è la massima interferenza fra i vari sistemi che hanno generato le nostre montagne. Se invece ci spostiamo nell'area di Kobarid, che quindi andiamo verso la Slovenia, quindi più a est, lì le strutture sono meno complesse perché sono diciamo così relativamente più giovani e quindi le interpretazioni geologiche e i dati geofisici sono più concordi e vanno a individuarsi sulle grandi strutture trascorrenti. E non per niente tutti ricordate il terremoto di Pasqua del 98 o il terremoto del 12 luglio del 2004, questi grandi terremoti che avvengono proprio nell'area slovena. Io avrei finito e vi ricordo proprio questa frase del filosofo greco Eraclito che diceva: la natura profonda delle cose ama nascondersi, e secondo me è proprio questa la cosa più che emerge in questi 50 anni. Noi abbiamo messo tantissima tecnologia, ci mettiamo il cuore nel cercare di star dietro a tutto, ovviamente tanto oggi si parla di intelligenza artificiale, machine learning. In realtà noi in sismologia e nella scienza in generale
l'intelligenza artificiale, il machine learning si usa da 30 anni a questa parte, perché ovviamente prima viene sperimentato e poi viene aperto, diciamo così, al mondo. Quindi in realtà c'è tanta ricerca dietro quello che vi ho raccontato e ho cercato di semplificare stasera. Però nonostante tutto questo, di domande ce ne sono ancora tantissime e tante cose ancora non tornano, quindi quello che noi cerchiamo di fare è proprio di essere sul pezzo, nel senso di cercare di capire il timore e l'aspettativa delle persone, però ci sono cose che ancora mancano e su cui si deve ancora lavorare. Bene, grazie Carla, ottimo lavoro e anche ottimo il lavoro che fate come OGS perché ha fornito una serie di informazioni che sono fondamentali. Avete delle curiosità? Avete delle domande da fare? Se non le faccio io. Un attimino che arriva il microfono. Non si è acceso. Ecco. Cosa vuol dire saturazione del sensore? Ok. Allora, per saturazione intendiamo che il pennino, una volta era il pennino meccanico, arriva a fondo scala, quindi batte. È come se lei dovesse misurare questo tavolo col metro da sarta, che è lungo 1,5 metri, il tavolo è lungo 4 metri e poi non arriva più. E quindi vuol dire che in questo caso la luce che ha impressionato la pellicola è arrivata al fondo della pellicola. Immaginate voi che avete avuto esperienza di pellicola fotografica che era larga 3,6 cm, sbatteva contro la maschera e quindi non poteva essere. Se lei avrebbe voluto andare oltre, ma non c'era spazio e quindi in quel senso si parla di saturazione. Questo è un classico fenomeno che avviene sugli strumenti più sensibili. Per questo motivo oggigiorno nelle nostre stazioni abbiamo la coppia. Abbiamo lo strumento super sensibile che registra il terremotino piccolo, friulano, e registra questo strumento anche il terremoto lontano giapponese. In più c'è lo strumento, quello più grossolano, che si perde il piccolo, però è sul pezzo quando arriva quello forte e quindi questo dovrebbe metterci al salvamento proprio di questo fenomeno. E la differenza nel nostro terremoto con i terremoti delle Marche di Amatrice, dove c'è la distensione e non la compressione, le faglie dirette o inverse, cosa provoca di diverso? Gli effetti? Ma come effetti assolutamente nessuno, nel senso che un terremoto ha uno scuotimento, quindi di fatto se noi pensiamo per esempio ai terremoti dell'Umbria Marche della sequenza del 96-97 sono decisamente terremoti più piccoli rispetto a quelli del 76, perché quegli eventi hanno magnitudo massima 5,8, quindi sono terremoti di classe più paragonabili al terremoto di Verzenis del 28 piuttosto che al terremoto del Friuli del 76. Un terremoto che potrebbe essere simile a quello del Friuli 76 potrebbe essere il terremoto dell'Irpina dell'80 o il terremoto di Avezzano del 1915, che sono terremoti importanti. Il fatto che in Friuli noi abbiamo le strutture compressive, mentre in Appennino ci siano le strutture distensive, alla fine per lo scuotimento, per il danneggiamento sugli edifici non cambia assolutamente nulla. Questo è indifferente. Il microfono, visto che io non ho una voce buona. Abbiamo assistito a una sciame sismico recentemente con l'epicentro a Prione. Che tipo di lettura ci dà di queste cose che comunque un po' di apprensione ovviamente l'hanno data? Grazie. Allora, sciame di Preone, a me piace più chiamarlo sciame di Pozzis, perché inizia la sera verso le 21 del 14 aprile con una infinità di microscosse, magnitudo veramente piccola, poco sopra l'1, quindi non percepibili dagli umani. Verso la sera, verso le 10:30, 11, c'è la prima scossa di magnitudo 2,8, seguita subito dopo, però già ormai nel giorno successivo al 15, di un'altra di magnitudo sempre 2,8, 2,9. Un'infinità, tantissimi di eventi.
In questo caso, la zona è proprio tutta quella fascia che va da Pozis verso Verzenis. 2 giorni dopo, il 16, che era venerdì, ci sono stati 2 terremoti di magnitudo 3 e 1, uno all'1:30 e uno alle 5:30, che erano più spostati proprio verso Verzenis. Dopo questi 2 eventi di Verzenis, la sismicità è tornata a Pozis, che è ancora in corso. Allora, in Friuli, dopo tutte queste osservazioni, siamo arrivati a queste 2 conclusioni, analizzando sia il dato strumentale che il dato storico. Per quanto riguarda proprio il dato strumentale e il dato storico, cosa emerge? Emerge che la zona delle Prealpi Carniche, quindi tutta la zona Val d'Arzino, Val Tramontina, Claut e Tolmezzino fino diciamo a Ampezzo Forni, tende a avere, e anche Raveo, perché nel 2025 c'è stato lo sciame a Raveo, una zona di Pani, per capirsi, tutta quella zona lì è una zona soggetta ad avere una sismicità molto, molto costante, cioè ci sono tanti episodi di eventi che però hanno una magnitudo massima non confrontabile con i terremoti del 76. Tutta quella zona lì dovrebbe arrivare sulla base del dato storico fino a un massimo di un 6, non più di 6, cioè il terremoto di Verzenis del 28 dovrebbe essere il terremoto massimo in questa zona, perché noi storicamente non abbiamo evidenze di un terremoto più forte in questa zona. Anche il terremoto del Cansiglio nel 1986, che ha epicentro nella zona del lago di Barcis, no? Poco sopra Vittorio Veneto, nella zona di Aviano, anche quello è un terremoto che dovrebbe arrivare fino alla magnitudo di 5,8, 6 proprio per farla, ma non arriva a 6 in base a danno. Viceversa, invece, la sismicità che avviene sulle Prealpi Giulie e proprio in tutta quella zona del Prealpi Giulia, quindi Gemonese, Tarcentino, quella zona lì, è una zona molto più subdola, perché è una zona che non tende a fare gli sciami come invece li fa in Prealpi Carniche, è subdola perché là quando decide di andare va, nel senso che i terremoti, poiché in profondità ci sono fondamentalmente delle dolomie, soprattutto delle dolomie che son molto rigide, son queste rocce che noi vediamo in affioramento qui nelle nostre Alpi, Prealpi, e sono rocce molto, molto rigide, come sono in affioramento, quindi le vediamo noi sì, in affioramento proprio sulle nostre montagne, soprattutto in quella zona delle Prealpi Giulie sono anche presenti in profondità e sono strutture, queste dolomie sono rocce molto rigide che accumulano molto questa deformazione di cui parlavo prima e quindi resistono in maniera brutale al movimento, mentre le rocce, diciamo così, delle Prealpi Carniche sono rocce che hanno una storia un po' più lunga, quindi son più fratturate e le dolomie non sono così spesse come invece le troviamo nella parte delle Prealpi Giulie, quelle tendono a rompersi più spesso e quindi generano terremoti più piccoli e quindi invece in Prealpi Giulie queste dolomie in profondità son più resistenti e quando si rompono danno i terremoti più forti. Questa storia delle dolomie, di queste rocce molto resistenti, la osserviamo anche nell'Appennino di prima di cui si parlava, no? Per esempio nella zona dell'Umbria Marche, dove sono presenti in profondità delle rocce, diciamo così, più tra virgolette morbide, che non sono morbide, però non sono rigide come le dolomie, abbiamo più accadimento, più spesso di terremoti nella zona dell'Umbria Marche, proprio la zona di Assisi, di Gubbio, tanti terremoti che però per fortuna non arrivano a eventi tanto catastrofici. Viceversa, se noi scendiamo sull'Appennino, quindi andiamo in Abruzzo, quindi nella zona del Gran Sasso di Avezzano, lì iniziano la presenza, e giù verso l'Irpinia, la presenza di queste dolomie che sono sorelle per età alle nostre e anche là sono presenti queste rocce molto rigide in profondità e anche là danno luogo a terremoti molto forti, appunto il terremoto di Avezzano, il terremoto dell'Irpinia, perché hanno proprio questa caratteristica di essere molto, molto fragili fondamentalmente, no? Quindi quando si rompono è come quando buttiamo un sasso su una lastra di vetro, quella all'inizio resiste, però nel momento in cui parte, si frantuma in maniera brutale. Quindi per questo motivo ormai l'abbiamo capita, quindi tutta questa zona delle Prealpi Carniche tende a fare gli sciami. Cosa ci possiamo attendere? Buona domanda, perché tutto questo è partito dopo il terremoto di Moggio del 19 marzo, il terremoto di San Giuseppe, che è avvenuto in Valaupa. La Valaupa è proprio metà strada fra i due mondi e la cosa interessante è stata che il terremoto della Valaupa
del 19 marzo non han dato luogo a repliche. È un terremoto che è stato lui, che era un 3,8, non era poco, e ha dato 2 o 3 repliche. Quindi a me aveva fatto venire un sospetto e infatti poi è iniziata tutta una sismicità nella zona del Tolmezzino. È successo un po' quello che è successo nel 2015, se vi ricordate, il 30 gennaio c'era stato un terremoto di magnitudo 4.1 nella zona di Moggio, quindi a fine gennaio, e dopodiché è partito 3 anni dopo, nel 2018, quella sequenza infinita di terremoti, perché abbiamo iniziato a gennaio 2018 con un episodio di prima a Bovez in realtà, poi a Tolmezzo, poi c'è stato lo sciame a Forni a febbraio, dopo a marzo non abbiamo avuto niente, a maggio, all'inizio di maggio abbiamo avuto il terremoto a Gemona, che era il 9 maggio, ad agosto il 10 mattina c'era a Cavazzo Carnico, non so se vi ricordate, la mattina alle 6 è iniziato a tremare, ci sono stati 4-5 eventi magnitudo 3.1, uno di seguito all'altro. Io mi ricordo perché a Gemona passavano 10 minuti, un quarto d'ora, ne sentivi un altro continuamente questi terremoti. Dopodiché c'è stato di nuovo diciamo, un rallentamento ed è ritornato nel 2019, prima qui nella zona di Zuglio, che avevate gli alpini qua, a metà giugno, e poi ancora 20 giorni dopo di nuovo una replica per poi chiudersi a settembre, ed è sempre del 19, sempre qua a Zuglio. Quindi questa sequenza continua. Però fin quando sono così, le cose, diciamo così, tra virgolette, vanno bene, perché è una sismicità continua e quindi è normale. Purtroppo noi siamo in deficit di sismicità, mi spiace dirlo, però di terremoto, di terremoto forte, cioè abbiamo solamente il 2004 Kobarid che è un 5.1, e poi il terremoto più forte, più interessante dal 2004 a venire adesso l'abbiamo avuto il 27 marzo del 2024 nella zona di Sochieve, che era un 4.6. E tutta l'altra sismicità che manca, dove è finita? Non è finita, cioè è tutta energia che da qualche parte è nascosta, che prima o poi si libererà, quindi sicuramente. E quindi cosa ci attendiamo? Ci attendiamo terremoti tipo quelli di Verzenis, soprattutto nella zona carnica, nelle prealpi carniche, quindi Val d'Arzino, Val Tramontina, Claut, questa zona del Tolmezzino. Per quale motivo? Perché qua avviene più frequentemente rispetto che da noi. Io sono in Gemona, quindi per me è di là, no? E quindi sicuramente quella zona lì, tra l'altro, ha dato un terremoto importante, che è quello del 76, con tutta la sua sequenza, e quindi sì, c'è tantissima microsismicità ancora. Non crediate che stiamo dormendo, ma c'è tutta una microsismicità, no? Dalla zona che va da Gemona a scendere verso Gorizia. Però è tutta una sismicità proprio micro, piccola piccola, no? Che noi registriamo solo perché abbiamo la rete. E quindi secondo me i prossimi a cadere sarete voi, no? Sarà questa parte delle prealpi, delle prealpi carniche, no? E quindi sicuramente, perché se è vero che è un terremoto come quello del 76, è un terremoto che passa raramente, abbiamo visto 1976, 1511, perché gli serve tanto tempo per accumulare tanta deformazione. I terremoti come quelli di Verzenis capitano ogni 100 anni, cioè Verzenis 28, Cansiglio 36, abbiamo zona di Sochieve 1794, Raveo 700, cioè in Carnia ogni 100 anni casca un terremoto relativamente importante. C'è da dire che dal 28 a venire adesso le costruzioni sono decisamente migliorate, cioè quasi tutta l'area carnica è in seconda categoria, quindi voglio dire, un terremoto quello di Verzenis spavento tanto, ma danno dovrebbe farne davvero poco, se no modello Friuli, no? Un tempo di ritorno come il 76, il tempo di ritorno stimato? Il tempo di ritorno è una brutta domanda, nel senso che ogni terremoto ha una storia a sé, ogni terremoto fa storia a sé, ogni terremoto distrugge in una maniera permanente le rocce, tu non puoi avere un terremoto uguale all'altro, quindi avere un tempo di ritorno, dire che il terremoto avviene ogni 50 anni è una cosa sciocca. I 50 anni che vengono nominati sono solo legati alla normativa antisismica, perché noi abbiamo mediato la normativa antisismica americana. In America le case vengono fatte per durare 50 anni, dopodiché le case vengono distrutte e ricostruite. E quindi si chiedono, in 50 anni di vita della mia casa, quante probabilità ho di avere un terremoto che me la possa distruggere? E quindi
calcolano in 50 anni quanto può succedere. Però in realtà non esiste un tempo di ritorno, perché il terremoto è un fenomeno fisico, e quindi ogni volta che viene un terremoto cambia le condizioni fisiche delle rocce dove lui avverrà, e quindi è impossibile dire il tempo di ritorno, se non un tempo di ritorno a circa, nel senso che adesso abbiamo avuto il terremoto nel 1976, un terremoto simile capiterà fra 2-3 secoli di nuovo in quella zona con quell'intensità, ok? E non vorrei aver capito male, ma nel 76 c'era solo il sismografo nella Grotta Gigante, adesso ci sono dei sensori sparsi, mi sembra che aveva fatto riferimento anche a Fusea, cioè è cambiato un po' questa gestione, ecco, magari ti volevo sapere un po' meglio queste cose qua. Sì, perché appunto nel 76 c'era solo Trieste, infatti adesso la nostra rete è composta da 44 stazioni OGS, però se è vero che il 76 ha dato il via alla rete sismometrica, sicuramente il terremoto di Bovec nel 98 ha fatto cambiare anche il paradigma della rete, perché il terremoto di Pasqua del 98 avviene in Slovenia, a Bovec, e che era appunto che non era in Italia. Il fatto che l'OGS avesse le stazioni. Vedete, questa è la mappa del Friuli. Ogni punta del Friuli ha una stazione sismometrica che entra in territorio, diciamo così, sloveno, ha fatto sì di poter localizzare correttamente il terremoto del 98. Però ci si è resi conto che i terremoti non conoscono confini, e quindi dal 98 abbiamo una rete integrata, e quindi in tempo reale acquisiamo anche i dati delle stazioni slovene e austriache, oltre ovviamente alle altre stazioni in Italia, soprattutto non nell'area friulana perché ci bastano le nostre, ma per esempio nella pianura friulana. Cosa cambia rispetto al 76? Al 76 i terremoti venivano registrati con un'unica stazione, leggendo proprio l'ampiezza, la forma dell'onda sismica, e facendo una stima ad occhio. Quindi solo per i terremoti forti lei aveva informazioni su dove erano venuti i terremoti. Oggigiorno invece, avendo disponibilità di strumentazione diffusa e di tecnologia tutto sommato a basso costo, possiamo utilizzare più stazioni, come ad esempio la stazione di Fusea. Perché? Perché abbiamo un altro modo di localizzare i terremoti, cioè leggiamo i tempi di arrivo delle fasi B ed S, e possiamo localizzare contemporaneamente e invertire contemporaneamente tutte queste informazioni. Questo fa sì che l'informazione sia molto più rapida, perché abbiamo più dati e abbiamo una densità tale per cui riusciamo ad essere molto vicini all'evento sismico, e riusciamo a capire meglio dov'è, e avendo le stazioni quasi sopra l'epicentro riusciamo anche a capire la profondità, cosa che una volta invece non si sapeva, e quindi abbiamo molte più informazioni sull'evento con gli strumenti attuali, proprio basandoci su un altro modo proprio di localizzarli, perché ne abbiamo tanti, ecco. E il problema fondamentalmente è che nel 76 ci mancava l'informazione sul tempo. Fondamentalmente era la cosa che mancava. L'informazione sul tempo è fondamentale per registrare i terremoti. Oggi, se i nostri strumenti hanno un tempo che sbaglia la sincronizzazione di 1 millisecondo, è uno strumento non utilizzabile per la localizzazione, quindi abbiamo bisogno di avere strumenti super precisi. È un collo di bottiglia, ci sono ovviamente pro e contro per queste cose. Una curiosità, la frana di Cazzaso viene monitorata? Sì, signore, la frana di Cazzaso è monitorata. Lei abita là, immagino, quindi è oriundo di là. Certamente, la frana di Cazzaso è monitorata attraverso la tecnologia GPS. Per quale motivo? Perché le nostre stazioni, di cui sicuramente avrete visto, magari vediamo, ecco, in questa diapositiva si vede quel cappello, quel tondo, è un'antenna GPS, quella che è anche su a Fusea, se vi capita di andare a Fusea, per esempio, la vedete. È un'antenna GPS, diciamo così, di alta gamma, nel senso che è uno strumento che costa tanti soldi,
e che è ancorato a un affioramento roccioso. Il fatto di misurare continuamente la posizione di questa antenna ci permette di vedere quanto le montagne si spostano e dopo 25 anni di osservazioni siamo arrivati alla conclusione che il Friuli, la parte bassa del Friuli, si sposta di circa 2 millimetri all'anno rispetto alle montagne. Ad esempio il GPS che è installato sulla Comizza, quindi al confine con l'Austria, non si muove per niente. Quello del Zufplan, che è qui sopra Cercivento, non si muove per niente o di pochissimo, mentre i GPS che sono installati a Mondiprat, per esempio, o a Medea, si muovono appunto di 2 millimetri all'anno. Quindi questa deformazione dove va a accumularsi a un certo punto? Va a accumularsi e viene liberata. E dove si libera? Fra la montagna e la pianura. Cosa sta fra la montagna e la pianura? La pedemontana. E dove avvengono, Gemona, dove avvengono i terremoti? Nella zona pedemontana. A Cazzaso abbiamo degli strumenti più di seconda fascia, perché se viene giù la frana li possiamo perdere. Ecco, sono delle antenne GPS a basso costo e non per questo meno precise, che sfruttano proprio la presenza della stazione di Fusea e quindi chiedono a Fusea dove sono, perché loro non sanno dove sono. Quindi Fusea sa dov'è, perché è una stazione di prima grandezza, che è molto precisa e i punti capisaldi installati sulla frana chiedono a Fusea dove sono e quindi c'è una correzione differenziale e ci permette di calcolare proprio lo spostamento millimetrico della frana di Cazzaso. In realtà la frana di Cazzaso quando piove, sapete meglio di me, si sposta di centimetri, perché ogni volta che piove la frana si muove e quindi esiste tutto un sistema automatizzato in tempo reale che avvisa la protezione civile, ma adesso dovreste avere anche il semaforo, che dovrebbe bloccare la strada in modo tale che non vi troviate ad attraversare la strada stasera tornando a casa, non voglio avervi sulla coscienza, ecco, che siate travolti dalla frana e quindi si sfrutta proprio questa tecnologia per scopi che non sono sismologici, ma sono di civili e che sono ovviamente utilizzabili benissimo e quindi si mettono insieme le due cose. Una domanda sui protocolli di sicurezza, no? Per esempio nelle scuole, in caso di sisma, c'è un primo momento in cui bisognerebbe proteggersi sotto il banco, eccetera, e poi uscire per eventuale valutazione sui danni sull'edificio, ma anche presumo in attesa di un'eventuale replica. Questa è una cosa che ha un senso, è uguale per tutti gli edifici pubblici, cioè questo tempo di attesa di un'eventuale seconda scossa quanto dovrebbe essere, oppure non ha senso? Posso rispondere francamente? Mi tagliate la registrazione? Allora, innanzitutto noi come OGS non abbiamo competenze sui protocolli di sicurezza, noi abbiamo competenza proprio sul monitoraggio e diciamo così una lettura critica come quella che ho fatto prima, per esempio, della situazione della sismicità. Ovviamente tutti siamo rimasti colpiti e ricordiamo benissimo quanto è successo nel 76, quindi la scossa è 4,5 e tutti ogni volta che viene il terremoto ci aspettiamo una successiva più grande della precedente. Ovviamente, come dicevo prima, ogni terremoto è una storia a sé, può essere benissimo che dopo un terremoto di magnitudo 4 ne venga uno più grande o non venga più niente e quindi di solito appunto si dice nel momento in cui avviene la scossa fermati perché tu dovresti vivere in un edificio antisismico e lo voglio ricordare per l'ennesima volta, l'edificio antisismico è progettato per salvarci la vita. Quindi cosa vuol dire? Che nel momento in cui avviene il terremoto l'edificio si danneggia, ma non ci crolla addosso e ci permette appunto di aspettare che la scossa sia finita e poi di uscire dall'edificio e metterci in sicurezza lontano dagli edifici. Quindi gli edifici antisismici sono fatti per non farci morire all'interno dell'edificio. Non è detto che dopo un evento severo l'edificio antisismico non debba essere abbattuto e ricostruito. Questo deve essere una cosa chiara perché a 50 anni dal terremoto l'80% delle persone pensa che gli edifici di Gemona che sono antisismici non si rovineranno nel caso dovesse capitare un terremoto tipo quello del 76. Niente di più sbagliato. Ovviamente perché si dice di rimanere in casa nel momento in cui c'è un evento sismico? Perché per esempio elementi non strutturali potrebbero caderti addosso, voglio dire le tegole potrebbero benissimo rovinarti addosso e ferirti o addirittura ucciderti e quindi per questo motivo si aspetta la fine della scossa all'interno dell'edificio e poi si esce. Se abbia senso
uscire, aspettarsi l'altra, la cosa è tutta demandata all'esperienza e alla sensibilità delle persone. Di solito nelle scuole si approfitta di questo perché nelle scuole ovviamente vengono fatte le esercitazioni, soprattutto per i piccoli. Io mi ricordo mio figlio che faceva l'esercitazione, c'era la maestra che suonava la sirena e quindi per loro il terremoto era la sirena, non era il terremoto. Quindi il fatto che nelle scuole, quando avviene un terremoto, per esempio come è stato fatto a Moggio il 19 marzo, c'è la scossa, si aspetta che la scossa finisca e poi si prenda la classe, la si porti fuori e si faccia l'esercitazione, credo che sia la cosa migliore da fare per insegnare ai ragazzi che cos'è un terremoto, che loro abbiano la percezione effettivamente di cos'è un terremoto e di come ci si comporta dopo. Quindi sì, se dovesse succedere stasera che diluvia, non so cosa consigliarvi, per cui ognuno deve essere responsabile per se stesso. Bene, se non ci sono altre domande, io vi dico due cosette che mi sono venute in mente mentre c'erano il giusto dibattito. Ricordatevi una cosa, quando si parla di scala Richter, di energia liberata, magnitudo 6, 7, 6.5, eccetera, fra un grado e l'altro, fra il 6 e il 7, vuol dire che è una scala logaritmica e quindi abbiamo un incremento di energia che è di 30 volte. Per cui passare da 6 a 6.5 c'è un'enorme differenza di energia. Quando Carla vi parlava, qua potremmo avere 5, 8, 6 anziché 6 e mezzo, quindi quel mezzo punto della scala sulla magnitudo è un valore enorme dal punto di vista dell'energia liberata, quindi questa è una cosa importante da ricordare. Se avessimo sismi del 7° grado avremmo degli effetti veramente notevoli. L'altra cosa è quello che vi è stato detto anche prima, ricordiamoci che costruire bene e seguire le regole fanno sì che i sismi forti di Bovez e di Kobarid del 98 e 2004 non abbiano fatto danni da noi, pur essendo stati terremoti di un certo valore, di una certa dimensione. Poi, per quanto riguarda tutto quello che è la previsione, ricordiamoci che non possiamo fare base su un semplice esempio statistico, come diceva Carla, non è che possiamo dire è avvenuto ogni 50 anni, continuerà ad avvenire ogni 50 anni. Quello che è importante è essere organizzati, sapere quello che i decisori devono fare, imparare noi in primis a rispettare queste regole e non dire beh, ma se risparmio 100 euro sul cemento è meglio, no? Perché poi la paghiamo dopo in sostanza. Quindi se noi rispettiamo queste cose si vive tranquillamente anche in un'area abbastanza sismica come la nostra in sostanza. Vi ringrazio, grazie mille a Carla Barnava per il suo intervento e ci diamo appuntamento ai prossimi incontri.